Ricorre oggi il 70° anniversario della Liberazione. Il corteo e la cerimonia al Monumento dei Caduti alla Villa Bonfiglio ad Agrigento. Gli interventi alla videogiornale Irene Minisenda. Il 25 aprile di ogni anno rappresenta un giorno fondamentale per la storia d'Italia, la fine dell'occupazione nazifascista avvenuta il 25 aprile 1945, al termine della Seconda Guerra Mondiale. Convenzionalmente fu scelta questa data perché il 25 aprile 1945 fu il giorno della liberazione di Milano e Torino. La liberazione mise così fine ad un periodo storico di dittatura e di guerra. Simbolicamente rappresenta l'inizio di un percorso storico che porterà al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta tra monarchia e repubblica, quindi alla nascita della Repubblica Italiana, fino alla stesura definitiva della Costituzione. Oggi ricorre il 70° anniversario della liberazione, celebrato da Agrigento, come secondo tradizione, nella Villa Bonfiglio, innanzi al monumento ai caduti. La cerimonia ha visto la presenza del prefetto Nicola Diomede, del commissario straordinario del comune di Agrigento Luciana Giammanco, i rappresentanti delle forze dell'ordine, le associazioni combattentistiche d'arma, di autorità civili e religiose. È stata deposta una corona di fiori per ricordare la gesta di coloro che si sono prodigati anche con il sacrificio della propria esistenza per la difesa dei diritti e della democrazia. Hanno inoltre preso parte alla manifestazione alcuni studenti degli istituti comprensivi che hanno partecipato alle giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano. Presenti anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Ezio Continuo di Cattolica Eraclea e Montallegro che si sono esibiti in orchestra e coro intonando l'inno alla gioia di Beethoven, l'inno di Mameli e Dolce Sentire di Ortolani. Nel corso della cerimonia si è proceduto all'annullamento filatelico dedicato ad Anna Frank tramite un apposito stand dell'Ente Postale Italiane. A conclusione il prefetto ha consegnato le copie della Costituzione italiana porgendo gli auguri di buon compleanno ad alcuni studenti per il raggiungimento della maggiore età. Il messaggio del Capo dello Stato richiama molti valori. La solidarietà, la fratellanza, il senso della democrazia. Poi noi dobbiamo in qualche modo calare questo messaggio di carattere generale mandato alla nazione anche all'interno del nostro contesto. Ecco perché si è pensato comunque nell'ambito dell'organizzazione di dare una visuale particolare ai giovani. Nel messaggio del Capo dello Stato si fa esplicito riferimento a questi tristi episodi e ai valori di solidarietà che dobbiamo dare relativamente al fenomeno dell'immigrazione. Rappresenta il ricordo della liberazione dagli invasori, rappresenta tutto quello che i resistenti hanno fatto, i partigiani, per la resistenza contro appunto questi invasori e contro quegli ideali del fascismo, del nazismo, della xenofobia che si erano diffusi. E oggi proprio qui ad Agrigento, nei nostri territori, deve rappresentare anche la liberazione da questi ideali di xenofobia e di razzismo che temiamo si possano diffondere di nuovo. Tutta la vicenda dei migranti e dello sbarco di questi migranti e delle reazioni nei confronti di questi migranti fanno veramente temere, quindi la liberazione anche da questi sentimenti. La conquista della libertà il 25 aprile è quello che venne dopo, la Repubblica in cui al popolo che era suddito del re, il popolo diventa sovrano e la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro con la sovranità che appartiene al popolo.